Sportivi siciliani di TVM Palermo, rieccoci di nuovo insieme con il consueto doppio appuntamento di penalty, il mercoledì alle 21 e poi anche il giovedì a partire dalle 22. Ieri è stata una puntata certamente molto interessante perché abbiamo proprio ospitato la Coppa Italia nazionale vinta dal Paternò qualche settimana fa a Firenze. Sono stati i nostri graditi ospiti anche il mister Filippo Raciti ed il responsabile dell'area tecnica Emanuele Merola. Abbiamo tra l'altro anche ospitato nella puntata di ieri il dirigente del comitato della Federazione Italiana Gioco Calcio di Palermo, Fabio Capuana. Nella puntata invece di oggi parliamo di Coppa Italia di promozione. Subito la schermata per quanto riguarda il risultato a sorpresa: Città di San Vito Lo Capo che vince 2-1 contro il favorito Vittoria. Città di San Vito Lo Capo che dunque festeggia il passaggio al campionato di eccellenza alla prossima stagione, ma soprattutto in questo caso alzando anche la Coppa Italia di promozione. Ed eccolo qui il triplice fischio ufficiale, il San Vito Lo Capo vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Italia di promozione siciliana al 90°, decisivo Totò Rosone, soprattutto decisivo lo Iacono a parare il rigore a Morra. Era destino che dovevamo vincerla, abbiamo battuto una grande squadra perché il Vittoria, lo sappiamo tutti, imbattuta dall'inizio dell'anno, non aveva perso una partita, siamo stati bravi, anche un po' fortunati all'ultimo sul 2-1, però si sa il calcio è questo e credo che abbiamo meritato di vincere. Nessuno ci ha regalato nulla. Vuol dire la vittoria del gruppo, vuol dire i sacrifici alla fine vengono ripagati. Oggi è stata veramente una grande giornata di sport, siamo molto contenti come potrai ben vedere. Significa che alla fine se lavori bene, se programmi bene, anche con seppur un pizzico di fortuna i risultati li raggiungi. Noi abbiamo avuto nel nostro cammino delle difficoltà legate a dei piccoli infortuni che in alcune circostanze ci hanno frenato, ma noi sappiamo il valore della nostra squadra. Oggi, come hai detto tu all'inizio, mancavano 4 squalificati e io aggiungerei due infortunati settimanali di questa settimana. E quindi non so se ce l'aspettavamo, però eravamo convinti di poter vincere qualcosa. Rimaniamo con i piedi per terra perché ricordiamoci che San Vito non aveva mai fatto eccellenza e come sappiamo l'eccellenza è un campionato tosto, duro, l'ha dimostrato oggi il Vittoria che secondo me in eccellenza fa la sua egregia figura. Quindi dai, godiamoci questa festa, poi all'eccellenza ci pensiamo un po' più in là. È tutto merito anche del gruppo, abbiamo costruito un organico non semplice perché l'età media è abbastanza bassa e questo è frutto di tutti i sacrifici che abbiamo fatto da agosto. Io sono un sanvirese doc e credo in questo progetto, credo in questa squadra, credo in questo paese e voglio andare avanti con il paese e voglio cercare di dare un segnale positivo ai miei compagni e portare delle soddisfazioni anche a casa. Spero che tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno, a parte che già i frutti sono venuti a galla, però vogliamo andare avanti e vogliamo fare sognare altra gente. Rispetto a noi sulla carta erano molto più forti, però sai come il pallone è rotondo, vince chi mette più cuore in campo. E ho avuto poco spazio in campionato quest'anno e ho sofferto tantissimo perché, ripeto, avendo poco spazio e non giocando una partita al mese, non è facile tenere il ritmo in campo. Però nonostante ciò ho voluto andare avanti, ho voluto seguire i miei ragazzi, sono come una famiglia per me perché
sono dei ragazzi fantastici, non potevo andare via, si meritavano questo e altro. Morra la palla di Loiacono, poi Diop sbaglia da 2 passi, esulta la tifoseria del San Vito Lo Capo. Il Vittoria ha sbagliato il calcio di rigore, la parata di Mario Loiacono. Sapevamo che incontravamo una squadra molto attrezzata, una squadra che veniva da una vittoria nel campionato, soprattutto la mia ex squadra, però noi, nonostante tutto, il gruppo è fantastico. Nonostante i 4 squalificati e più i 2 infortunati, siamo riusciti a portarci la Coppa a casa. Ho lasciato un grande segno pure a Vittoria. Si vede da qui che mi vogliono bene, che lascio sempre qualcosa di importante e di buono alle persone. Al di là degli infortunati, dei squalificati, ci siamo dati una mano tutti, sapevamo che dovevamo vincere anche per quelli che comunque oggi mancavano e fortunatamente quando tutti ci credevano morti anche a fine primo tempo abbiamo svoltato la partita e meritatamente l'abbiamo vinta. Ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo arrivati qua e abbiamo vinto contro tutto e tutti. Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, anche se era partita un po' male, però sapevamo che avevamo delle potenzialità e quindi sono emozionato, non ho più parole veramente. Un'emozione unica, oserei dire rara, perché sapevamo, come ha detto il Presidente, di affrontare una squadra assolutamente blasonata, quindi di altissimo livello. In realtà non voglio fare l'ipocrita e non ci credevo, per cui quando abbiamo fatto il gol del pareggio, ecco, mi sono svegliato un pochettino dal sogno e quindi diciamo che mi sono svegliato con un sorriso, come dire, acceso, e quindi devo fare i complimenti ai ragazzi, alla società, al mister, ma soprattutto a quei ragazzi che hanno creduto sin dal primo minuto, andando dietro ad ogni pallone come dei matti, e hanno portato una coppa storica per il nostro amato paese che è San Vito Lo Capo. E quindi grazie a tutti i ragazzi, a tutta la società, al Presidente, non posso che racchiudere una sola parola: grazie. Per quanto mi riguarda ho già l'ok da parte del Presidente nel continuare con il nostro mister, che merita, non solo per i risultati messi sul campo, ma anche per la persona e il valore che ha trasmesso sin dal primo giorno che ha iniziato il suo percorso a San Vito Lo Capo. Parliamo anche di prima categoria, eccola qua la schermata per quanto riguarda i risultati delle semifinali. Santa Venerina che pareggia 2-2 contro l'Alcomo 1928, Monforte San Giorgio che batte il Riviera Nord 2-0. La finale si giocherà giorno 26 e sarà tra Santa Venerina e Monforte San Giorgio. In questo caso il Santa Venerina acquisisce anche il diritto di partecipare la prossima stagione al campionato di promozione, proprio anche perché il Monforte ha già ottenuto la promozione in promozione nella stagione regolare.
La squadra ha dimostrato grande carattere sia durante il campionato sia soprattutto nell'ultima fase, quando abbiamo disputato quelle due finali importantissime. Purtroppo erano partite che potevano essere risolte dalle situazioni, così è stato, noi non abbiamo demeritato, ma può capitare, però il carattere c'è stato, la personalità c'è stato e finalmente diciamo che abbiamo conseguito quello che abbiamo meritato, niente di più. E con questa serenità imposteremo una squadra, diciamo, che si farà rispettare anche nella nuova categoria. La dedica personale al paese, perché è una bandiera importante la squadra per un paese, è una squadra che vince e dà, come dire, un bel segnale, quindi a tutto Santa Venerina dedichiamo questa vittoria. Li vogliamo al campo l'anno prossimo, li vogliamo numerosi tifosi, perché una squadra più è sostenuta e più va avanti. Non si dice a caso che il pubblico è l'11° in campo, è la grande verità, e noi vogliamo l'11°, il 12°, il 13° in campo. Dopo 3 finali penso che era meritato il tutto, era anche ora gestire finalmente, poter dire che siamo in promozione. Ma del resto non poteva non essere così, perché abbiamo incontrato belle squadre, veramente, non ultimo l'Alcamo, che ci ha dato non solo filo da torcere, ma ha fatto vedere perché era in semifinale. Sofferta dalla prima giornata ad oggi, abbiamo disputato ben 37 partite per raggiungere questo obiettivo, è tutto merito dei miei ragazzi, perché sono stati loro, il capolavoro è tutto loro. Non si costruisce tutto in un giorno. L'anno scorso abbiamo fatto apprendistato, ovviamente, quest'anno è andata un attimino meglio, abbiamo rimborsato la squadra dove mancava qualcosina. Abbiamo creato un gran bel gruppo veramente, siamo andati avanti per questo, perché anche nei momenti più difficili, come dice lei, i ragazzi l'hanno superata alla grande proprio per questo, per lo spirito di gruppo che si è creato dal primo giorno di lavoro. Ovviamente ringrazio la società che mi ha dato fiducia in questi 2 anni, mi ha fatto lavorare tranquillamente, bene, e non mi ha mai fatto mancare l'appoggio né sull'aspetto tecnico né su quello umano, e per questo li ringrazio tutti quanti. Noi non possiamo recriminare su niente, il nostro percorso l'abbiamo fatto, abbiamo vinto il campionato e perso lo spareggio, abbiamo vinto la finalissima dei playoff e abbiamo perso lo spareggio con l'altro girone, però non abbiamo nulla da recriminare, è andata così, evidentemente il campo ha parlato chiaro, e complimenti a loro, ed oggi dopo tanto soffrire è toccato a noi. Daremo il massimo fino alla fine, perché sarebbe bello alzare un trofeo, vincere un trofeo ed entrare dalla porta principale in promozione, però già a noi sta bene così, trascorreremo una settimana tranquilla, serena, e ci prepareremo al meglio.
Il Monforte si aggiudica anche il ritorno della semifinale di Coppa Sicilia, batte come all'andata il Riviera Nord per 2-0 e vola all'ultimo atto della competizione dove contenderà l'ambito trofeo alla formazione catanese del Santa Venerina. I neroverdi però rischiano in apertura e ci vuole prima un attento Celona per disinnescare il tentativo di Giovanni De Marco, mentre la punizione di Calcagno subito dopo si perde fuori per centimetri. Il Monforte si fa vedere al 36esimo quando reclama un calcio di rigore su Dama e sul ribaltamento di fronte sono gli ospiti a chiedere invece un penalty su Giovanni De Marco, ma in entrambi i casi il signor Florena dice di no. Nella ripresa è ancora il Riviera a cercare con forza la via della rete, ma solo due decisivi interventi di Celona su Giovanni De Marco al 48esimo e al minuto 58 negano all'attaccante biancorosso la gioia del gol. Poi però il Monforte inizia a spingere, così dopo le conclusioni di Murò al 73esimo che si perde alta e di La Spada 3 minuti dopo bloccata da Raimondi, i neroverdi la sbloccano al 76esimo grazie a Sciliberto che da 0 metri deve solo spingere in rete l'ottimo servizio di Murò, spianando ai suoi la strada verso la finale. Match che l'11 di Cambria mette in cassaforte al minuto 81, quando ancora Sciliberto con una fantastica conclusione dalla distanza scavalca Raimondi fuori dai pali, facendo così Monforte 2, Riviera 0 e per Sciliberto è doppietta personale. Locali che potrebbero arrotondare il punteggio con La Spada, ma il suo tiro non c'entra lo specchio della porta. Nel finale poi ancora vibranti le proteste del Riviera che lamenta due possibili rigori su Ferio, ma anche su questi due episodi il fischietto di Messina lascia giocare. Il Monforte vola alla finale di Piana degli Albanesi contro il Santa Venerina, in programma domenica prossima, 26 maggio. Parliamo di Margheritese 2018, Futura Brolo. Vittoria per quanto riguarda la squadra trapanese, 4-2 contro la squadra messinese. Sì, dopo 40 anni siamo in promozione, penso che sia stato un risultato meritato. Partita sofferta, però penso che la qualità si è vista in campo. Devo fare i miei complimenti al Futura perché nonostante sotto di qualche gol non ha perso mai la testa, ha continuato a giocare, ha trovato 2 gol e ci ha messo in difficoltà. Vittoria sofferta, però devo dire che siamo contentissimi e non vedevamo l'ora. Sono arrivato a 10 partite alla fine, in 10 partite abbiamo fatto 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta e poi ci sono queste 3 ciliegine sulla torta che sono le 3 finali che abbiamo vinto, la semifinale, la finale e quella di oggi. Quindi perché vengano questi risultati concorrono tante cose. Ho trovato una società che mi lascia lavorare tranquillamente, ho trovato un gruppo di ragazzi qualitativamente buono e anche insomma, che mi ha seguito. Io mi sono adattato a loro e loro a me. Servono un bel po' di cose, non può essere merito solo di una persona, ma è merito di tutta l'alchimia che si è creata. Diciamo. La Margheritese per il futuro penso che gli serva poco, nel senso che bisogna sicuramente rimpolpare la rosa. Io mi sono trovato benissimo, penso che stasera festeggeremo e poi piano piano ci incontreremo con la società per parlare del prossimo anno. Oggi era un obiettivo che avevamo prefissato ad agosto, ed agosto che ci alleniamo tutti i giorni con sacrificio, sotto l'acqua, sotto il caldo, e ad oggi sono molto felice, sono felice per i gol che ho fatto e per questa grandissima promozione, credo che ce la meritiamo. Penso che i campionati sono cambiati a sé, poi sono partite, c'è la fortuna, c'è la sfortuna. Alla fine sono contento perché anche se non abbiamo vinto il campionato diretto, abbiamo vinto tramite playoff, abbiamo avuto altre emozioni. Ma le sensazioni, intanto una sofferenza unica oggi, perché Futura Brolo è un'ottima squadra organizzata, con un bel gioco, a tratti siamo andati pure in difficoltà perché era una partita poi con un caldo, una temperatura altissima, dopo la pioggia un caldo afoso, quindi le due squadre hanno sofferto il caldo. Sensazione unica perché è la seconda promozione che facciamo di fila dopo la vittoria del campionato dell'anno scorso, con 1000 difficoltà, abbiamo un tifo eccezionale che ci segue dappertutto, è veramente il 12° uomo in campo, fa la differenza. Poi abbiamo un'unione di squadra, un mister Geraldi che ha fatto la differenza da quando è arrivato, da quando è subentrato, e ha dato una scossa vincente, una mentalità vincente.
L'euforia è giusta, però dobbiamo stare sempre con i piedi per terra perché siamo sempre un paesino di 5-6 mila abitanti, quindi noi sogneremo sempre perché le ambizioni ci sono, però non possiamo diciamo, ci crediamo diciamo, a fare un buon campionato l'anno prossimo, ma senza grosse pretese. Diciamo. Però prometto che costruiremo anche un'ottima rosa per l'anno prossimo. Si è dunque conclusa a tutti gli effetti la stagione nel campionato di promozione. Abbiamo ancora un appendice per quanto riguarda il campionato di prima categoria, ma riguarda soltanto la finalissima di Coppa Sicilia che si disputerà proprio domenica prossima tra Santa Venerina e la squadra del Monforte San Giorgio. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco di nuovo con Penalty. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati in studio, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Seconda parte di questo doppio appuntamento in onda il mercoledì ed il giovedì. Voglio anche ricordarvi che la prossima settimana saranno presentate qui all'interno di Penalty le nomination dell'11ª edizione dei Penalty Awards che saranno di scena a Caltanissetta il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Una seconda parte che vede di scena ancora una volta i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano e non solo. Pertanto diamo spazio adesso al nostro face to face di questa settimana. Benvenuti nel nostro face to face, il faccia a faccia con i personaggi del mondo calcistico e non solo della nostra bella Sicilia. Oggi ospitiamo un dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ospitiamo Fabio Capuana. Ciao Fabio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Attenzione perché questa trasmissione cerca di svelare i lati oscuri dei vari personaggi che ci vengono a trovare. Allora, devo stare molto attento. Molto attento, valutando tra l'altro che tu sei un personaggio legato moltissimo al mondo del calcio, da dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio sei uno dei protagonisti di questo movimento che, diciamolo pure, qui in Sicilia è sempre in continua ascesa. Sì, assolutamente sì, è una stagione, stiamo vivendo una stagione estremamente importante dove la riorganizzazione post-Covid ha dato dei risultati eccellenti con dei numeri importanti ma con una qualità importante. E infatti anche i risultati delle siciliane nelle coppe, Paternò, ecco il Trapani che è in finale, o lo stesso aiutami, Catania, ecco, che ha vinto la coppa, dico, ci fa
comprendere che c'è un movimento florido, un movimento importante che sta cercando di ridare lustro a quello che è il calcio siciliano, e ci stiamo riuscendo piano piano. Tu, da profondo conoscitore del calcio siciliano, prima da allenatore e adesso anche da dirigente, ma cosa butti giù dalla torre e che cosa salvi? Su cosa? Sul calcio stesso. Sul calcio stesso, ma salvo sicuramente l'amore per questo sport da parte del popolo siciliano, perché c'è un grandissimo movimento. Butto giù dalla torre, visto che la tua trasmissione è una che una trasmissione deve svelare, ecco, ogni sfaccettatura, butto giù in questo mondo quello che sono i detrattori. Ci sono moltissimi detrattori che remano contro e che cercano di affondare ciò che si viene fatto con tanto sacrificio. In questo mondo la positività è importante contornarsi di persone che siano leali, di persone, e mostrare tu stesso lealtà, perché il detrattore piano piano riesce poi ad arrivare all'obiettivo e tu non glielo devi consentire. Questi li butto giù perché noi siamo una regione importante dove il calcio è una passione infinita e quindi dobbiamo tenere duro e essere sempre positivi. Fabio, quanto la politica moderna tira i fili di questo calcio attuale? La politica non è mai moderna. Perché si rinnova però. Si rinnova, si ricicla, ma diciamo che tutto cambia per non cambiare mai in politica. Ed è determinante. Io penso che, ecco, non c'entra con il mondo dello sport, non prende decisioni per il mondo dello sport, ma indirettamente le prende, perché io avevo un grande personaggio che mi ha seguito e, tra virgolette, mi ha cresciuto anche sotto certi altri aspetti, ecco. E ti dico che mi diceva sempre che una delle forze della politica è che si occupa di te anche quando tu non ti occupi di politica, quindi è proprio quella la forza di certa politica, cioè di occuparsi delle persone che lasciano che le cose vadano come devono andare. Poi non vanno come devono andare, ma vengono ben guidate, è vero. Ecco, ma vanno ben guidate. È vero. I dirigenti delle società calcistiche credo che debbono ancora studiare e far passare la loro passione come qualcosa di più serio, perché ho paura che certe volte la passione supera quelli che sono i dettami che invece dovrebbero dare alle stesse proprie realtà. Ma su questo stiamo lavorando moltissimo, perché prima c'era molta più improvvisazione, adesso anche la Federcalcio sta mettendo in atto tutta una serie di corsi, sta specializzando, sta dando professionalità agli addetti ai lavori. Noi facciamo sempre corsi di aggiornamento come dirigente sportivo, corsi di qualificazione, corsi per allenatore, per figure sportive di ogni genere, perché prima veramente c'era un'improvvisazione assoluta. Adesso invece il dirigente sportivo ha bisogno di sapere quali sono i suoi compiti e a cosa va incontro quando prende la qualifica. Anche perché adesso ci sono le nuove regole che impongono una certa preparazione. Esattamente, quindi insomma noi siamo molto avanti anche come regione su questo argomento, perché io penso che il dirigente sportivo deve essere consapevole di quello che fa. La passione deve muovere tutto, ma sicuramente devi sapere ciò che fai e quali sono i tuoi diritti, ma soprattutto i tuoi doveri. È giusto, è giusto. Fabio, ma tu da bambino sognavi di diventare il nuovo Baggio, il nuovo Ancelotti, oppure che sa, magari di diventare un dirigente che alza la Coppa dei Campioni? Cosa sognavi da bambino? Ma io da bambino pensavo al calcio un po' come tutti i ragazzini, cioè da calciatore. Poi insomma le vicende, insomma, non ero fortissimo, diciamo che avevo molta qualità, poca voglia di correre. E nel calcio che andava diventando sempre più moderno invece c'era più atletico, c'era la necessità di avere persone sempre più che corressero sempre di più, quindi poi piano piano ho spostato le ambizioni su altre asticelle, quindi su altre diciamo dinamiche. No, sono contento del percorso che ho fatto, perché molte volte uno deve essere sempre ambizioso, però sono già contento perché ho vissuto e vivo il calcio con grande passione, grande amore. Essere all'interno di questo sistema anche un qualsiasi ruolo è sempre una cosa bellissima. Io vivo emozioni fortissime.
quest'anno il presidente Morgana mi ha concesso di far parte della spedizione che è andata al torneo delle regioni con il calcio a 5 e lì ho rivissuto il campo, ho rivissuto le emozioni che ti dà una vittoria. Insomma, è un virus che non ti ha abbandonato no, mai. Assolutamente, infatti ero il primo ultra, molte volte perdevo anche il controllo perché il calcio è questo, se perdi la passione non ha senso. Io diffido di chi si avvicina al mondo del calcio e non festeggia per un gol, diffido, perché vuol dire che è mosso da altre motivazioni, altri obiettivi. altri obiettivi. Fabio, tu hai 2 figli che giocano a calcio con grande determinazione, probabilmente riusciranno, chissà, questo non lo possiamo sapere certamente adesso, ma quali sono i dettami, i suggerimenti che tu stesso dai ai tuoi figli? Ma intanto ti dico che molte volte nel mondo del calcio è un problema avere dei figli che giocano a calcio quando tu fai parte di questo mondo, perché vuoi o non vuoi, devono dimostrare molto di più degli altri. Loro si impegnano, danno il massimo di ciò che possono, ma a loro io dico sempre che la vita reale è un'altra. La vita reale è fatta di tante altre cose, perché la realtà dei numeri dice che soltanto 1 su 30.000 riesce a sfondare, e noi infatti come Federcalcio dobbiamo occuparci degli altri 29.999 che saranno gli Ettore Tortorici, Fabio Capuana, saranno l'insegnante, saranno l'operaio del domani della nostra società, che comunque è aiutata dal mondo del calcio, perché lì impari regole, impari quali sono i punti di riferimento. C'è una società che molte volte è allo sbando, e invece il mondo del calcio ti aiuta a socializzare, ti aiuta anche a costruire, a stare insieme, non per forza bisogna diventare campioni. I miei figli infatti, guarda, io gli dico sempre che il calcio è l'opzione B, C, D, mentre la vita reale è un'altra cosa. Ti faccio un esempio, anche per fare un semplice concorso, al giorno d'oggi se non hai un'idoneità sportiva seria non riesci a farlo. Ai miei tempi non funzionava in questi termini, facevi un piccolo concorso ed entravi. Oggi no, fisicamente devi essere al top, e quindi il calcio ti aiuta a essere dinamico, e poi ce lo dicevano i latini, la mente sana sta in un corpo sano, e quindi lo sport è tutto. Mi sa che mi stai bruciando la domanda che avevo preparato a seguire. L'anticipiamo. Però ti chiedo a questo punto, quanto allora deve soffrire per raggiungere i propri obiettivi un atleta, un uomo? Non deve, sia un uomo che una donna, non deve fermarsi, non deve fermarsi mai. Nulla avviene per caso, ma forse guarda, nemmeno giocando una schedina o andando a comprare un tagliandino, perché ci devi andare, devi avere il pensiero di andarci, ti devi fermare, ci devi provare, ecco. Quindi della serie nessuno ti regala nulla? Nulla, nella vita nessuno ti regala nulla, niente, quindi io penso che si deve lottare, è una lotta tutti i giorni, gli obiettivi vanno sudati, e tutto è figlio del sacrificio. Tutto è figlio del sacrificio, quindi non bisogna arrendersi mai, bisogna crederci sempre, perché se da un lato è vero che un ragazzo ogni 30.000 diventa professionista, abbiamo anche assistito a storie magnifiche dove gente che, perché un'altra delle cose che io combatto mentalmente, io sento dire a ragazzini di 16 anni, 17 anni, ormai non ce la faccio più perché cercano quelli di 14 anni, quelli di 13 anni, questo è il male del calcio. Assolutamente. E gli addetti ai lavori che praticano queste abitudini non fanno altro che il male del settore giovanile, perché ci sono ragazzi che sono pronti a 17, a 18, a 19, ma abbiamo anche esempi. Gatti giocava in eccellenza fino a 24-25 anni in Serie D. Dico, oggi è uno dei pilastri della Juventus, quindi c'è sempre speranza. C'è sempre speranza, con la determinazione con giusta. Il sacrificio, con il sacrificio. Sì. È vero, è vero. Il tuo sogno nel cassetto, se c'è, è un sogno che sei pronto a boicottare per raggiungere un altro obiettivo? Ma io vivo più alla giornata, diciamo che mi prefiggo degli obiettivi che cerco di raggiungere nel tempo con il lavoro. I sogni li ho fatti da bambino, ormai li chiamo obiettivi, si sono trasformati in obiettivi, però non darei niente
in cambio per raggiungere qualcos'altro. Tutto deve venire in maniera spontanea e deve avvenire attraverso il lavoro e l'impegno. Insomma, ci metti del tuo. Ci metto del mio principalmente. Poi le cose vanno come devono andare, non tutti possiamo arrivare a ciò che ci prefissiamo, però dico, sono una persona molto determinata e credo. Però ecco, a perdere me stesso, a cambiare la faccia per raggiungere determinati obiettivi è contro la mia natura, perché dico che non ne vale la pena. Probabilmente è la forza giusta per continuare a crescere. Uno dei sogni, ti dico la verità, uno dei sogni che noi molte volte non ci rendiamo conto di quello, è la salute. Quando tu hai la salute di tutti coloro che ti contornano, dei familiari, degli amici, delle persone che sono accanto a te e che tu vuoi bene, quello già è un sogno che si realizza tutte le mattine, perché non è detto che tutte le mattine noi ci alziamo e che tu e tutti coloro che fanno parte della tua famiglia, del tuo contorno, debbano per forza essere quella mattina come erano ieri. Quindi è già un sogno che si realizza tutte le volte che ci alziamo. Quindi invito tutti a riflettere sulla fortuna che abbiamo. Molte volte la felicità e i sogni si vivono quotidianamente. Che bella la parola, la felicità. La felicità, sì, la felicità è vivere tutti i giorni quello che tu hai, perché molte volte basta una frazione di secondo per cambiare quello che tu hai e poi apprezzi ciò che invece avevi. Invece ce lo dobbiamo godere con grande passione. Noi abbiamo una grande, profonda amicizia che ci lega. Faccio un esempio: io non boicotterei nemmeno per nessuna altra carica o per una vittoria o per qualsiasi altra cosa una stretta di mano con un amico come Ettore, ma non perché sei qua. Sì, ho capito. Ecco, il concetto è questo. Ci sono felicità che ti dà la vita, andare a Messina, incontrare un amico che sai che è disponibile in qualsiasi momento, non vale scambiarlo con determinati pseudo sogni, perché io sono sempre convinto che il sogno sia quello che ti ho detto prima. È vero, è vero. Allora, per chiudere, la solita ennesima domanda che riguarda il tuo passato, nel senso che nella scatola dei ricordi c'è un ricordo che ti porti anche adesso, che sei certamente non giovanissimo. Non giovanissimo assolutamente, questa è un'altra delle cose, l'età che avanza molte volte ti deve far pensare a ciò che hai fatto e con grande felicità se sei riuscito in ciò che credevi. E una delle cose principali è stare con la schiena dritta e essere un uomo, lo dicevamo per un amico poc'anzi, un uomo per bene, perché al giorno d'oggi c'è necessità di uomini per bene e quindi questa è già una grande vittoria. Il ricordo che tiri fuori dalla tua scatola? Il ricordo che tiro fuori dalla mia scatola... Una vittoria, un momento importante con la tua attuale moglie, oppure chissà, con i figli. Ma io penso che uno dei ricordi più importanti è stato, ma forse due. Uno quando vinsi lo spareggio da presidente della Polisportiva Castelbuonese, vinsi lo spareggio contro il Taormina a Barcellona davanti a 4.000 spettatori. Bella soddisfazione, eh? Quello è un momento indelebile della mia vita, e l'altra forse quando il presidente Morgana mi chiamò per darmi il primo incarico in Federcalcio, perché io ci tenevo moltissimo, come ci tengo adesso, perché è un mondo che mi appassiona, io do tutto me stesso in quello che faccio. Questi sono due ricordi importanti della mia vita. Il calcio è dentro sempre. Sì, è dentro sempre, è dentro sempre. Le altre cose, ecco, sono dei beni che vengono prima di ogni altra cosa, però come ricordi calcistici, ecco, questi sono i due momenti che porto sempre nel cassetto come vittoria, che mi portano emozione. Ecco. È quella che ti dà la spinta a continuare. Perché è pura. Perché è vera, è pulita, è sincera, non c'è niente dietro. Dice, ma poi vince o perde, arriva a casa e c'è la classica moglie che dice: ma chi te lo fa fare? Te lo fa fare quella sana follia di quel pallone che è lì davanti, che ci fa perdere molte volte la testa. Ecco, semplicemente questo. Mi è piaciuta la tua definizione di felicità, la condivido, come condivido anche la parola non mollare mai, perché quella è la parola giusta per essere più forti nella vita, non soltanto nel pallone. No, ma io parlavo di vita in questo caso, e ti dico anche una cosa, questo mi riferisco a tutti i giovani, ma in primis lo dico a me stesso: c'è sempre una seconda opportunità.
quindi anche quando ti chiudono porte sulle quali tu speravi tanto, aspettala perché arriverà. Arriverà una porta più grande che si apre, perché l'importante è essere positivi ed essere certi di essere stati, sarò monotono, di essere stati persona per bene. Se lo sei, le porte si aprono sempre. Bravo, 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 bravo. Grazie Fabio. Grazie a voi. Anche per le belle parole che hai suggerito al nostro pubblico. Assolutamente, diamocela questa stretta di mano perché vedi, ce la siamo che... meritata. grazie a Fabio, grazie a voi. Fabio Capuana, che è stato ospite oggi all'interno del nostro Face to Face. Appuntamento al prossimo. Arrivederci. Con il faccia a faccia dedicato al dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio Fabio Capuana, chiudiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty. Grazie per essere stati con noi, vi aspetto mercoledì alle 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, con una puntata certamente da non perdere, perché verranno presentate le nomination dei Penalty Awards. Appuntamento alla prossima settimana. Giornata di presentazione della stagione 24-25, almeno una prima parte, perché c'è la conferma da parte di tutto lo staff tecnico. Siamo con Luca Giovannone, presidente di questa Nissa che festeggia, devo dire, questo grande straordinario salto in Serie D, e adesso viene il bello. Sì, è stato bello già questo campionato straordinario, domani speriamo di coronare con una vittoria e mantenere questa media record punti, come dico io, nazionale tra migliaia di squadre, forse europea, forse mondiale. E sì, e arriva il bello della Serie D, perché la Nissa mancava da 11 anni in questa categoria, che comincia a diventare una categoria importante, in cui arriveremo a giocare fino in Campania, ci saranno tante siciliane, anche qualche calabrese, e sarà un campionato appassionante dove noi vogliamo fare la nostra bellissima figura. In questa conferenza stampa abbiamo notato la parola progetto usata in maniera continua ma sicuramente costruttiva, tra l'altro anche con l'inserimento di nuovi partner che vi accompagneranno già a partire dalla prossima stagione. Questo ci fa pensare che i progetti sono ampi e probabilmente anche stuzzicanti. Beh, come ho sempre detto io anche un anno fa, quindi in tempi non sospetti, io non ero qui per fare l'eccellenza, per cui ora già siamo in Serie D e posso dire io non sono qui per fare la Serie D. Poi con tutto il rispetto per le avversarie incontreremo città più grandi di Caltanissetta, ma non abbiamo paura, faremo la nostra parte, cercheremo di competere anche con le città più grandi, perché il progetto Nissa di Giovannone è ambizioso. È ambizioso come questo straordinario campo, che a questo punto diventerà un catino, proprio perché ci saranno tantissimi derby che probabilmente stuzzicheranno anche l'appetito, no? Sì, uno dei motivi per cui io sono qui è questo stadio davvero importante che ha Caltanissetta. Un altro motivo è la grande passione di calcio che ha questa città, che hanno i nisseni. Abbiamo fatto 2 volte sold out già in eccellenza, quindi mi aspetto tanto pubblico, tanti abbonati e tanti spettatori anche l'anno prossimo, perché è diventato questo un appuntamento della domenica in cui tutta la città unita viene a tifare e a gioire per i colori biancoscudati. Si sta voltando pagina, si presenta questa stagione 24-25. Qual è a questo punto la battuta che vuole lanciare anche verso questi tifosi che abbracceranno dopo 11 anni il campionato nazionale dilettanti? Noi vogliamo vincere, c'è anche il coro, anche il nuovo inno, c'è questa frase che ho fatto inserire io, gli autori hanno accettato. Caltanissetta vuole vincere, questo è il motto che voglio trasmettere ai nisseni e ai meravigliosi cittadini di Caltanissetta,
con cui si è sviluppato un amore reciproco da me verso di loro e viceversa. Era il 2021 quando Arialdo Giammusso, miglior dirigente della Nissa. Adesso siamo nel 2024, la Nissa festeggia questo balzo importante in Serie D con una stagione straordinaria. È passata tanta acqua sotto i ponti, ma credo che l'emozione da nisseno è sempre grande. Allora accolsi con grande piacere e anche emozione la vittoria di quel premio come migliore dirigente del calcio regionale di eccellenza e devo dire, per me, che era il primo anno che faceva il presidente, fu un grossissimo risultato in un anno molto difficile nel quale il Covid impedì di svilupparsi il nostro progetto, ma arrivammo a una semifinale playoff e quindi per noi fu un grande risultato, un grande piacere ricevere quel premio che ancora tengo sulle pareti di casa mia con grande affetto. Adesso in questo 2024 si festeggia questo straordinario anno della Nissa, c'è un progetto importante, vedo che anche tu ne sei protagonista, oltre chiaramente al presidente Luca Giovannone, è una Nissa che vuole un calcio importante. Chiaramente all'epoca io avevo un desiderio, avevo un sogno che adesso il presidente, il grande presidente Giovannone, il mio presidente, è riuscito a realizzare. È il sogno non soltanto della Nissa, ma il sogno di una città che ha voglia di riscatto e ha voglia di riprendere il suo posto nell'ambito nazionale del calcio. Con il massimo campionato dilettantistico è il primo passo, ma sono convinto che con la competenza, con il grande attaccamento del presidente Giovannone verso la nostra squadra andremo anche oltre nei prossimi anni e io ci sarò al suo fianco, perché una persona innamorata della Nissa, innamorata della propria città come me, non può fare che questo. Si festeggia questa straordinaria stagione della Nissa con l'investitura per la nuova prossima stagione 24-25. Siamo con Ernesto Russello, direttore sportivo della Nissa in eccellenza, ma direttore sportivo anche la prossima stagione in Serie D, e sappiamo benissimo quella è un'altra pagina. Sì, naturalmente dall'eccellenza alla D c'è questo gradino un pochettino alto, direi. E la società ha voluto già iniziare il suo percorso, scegliendo Russello di nuovo come direttore sportivo. Di conseguenza oggi avete visto tutti, c'è stata la riconferma del mister e del suo staff dopo lo straordinario campionato e il lavoro che hanno svolto. Io mi appresto a lavorare per il terzo anno consecutivo con mister Terranova, quindi da questo momento in poi ci sarà solo di riorganizzare, perché abbiamo dimostrato che in eccellenza siamo stati una macchina di guerra dentro il campo, ma anche fuori dal campo c'è stata un'organizzazione quasi perfetta. Quindi andremo a riorganizzarci con chi mi collaborerà e da lì aspetteremo le direttive della società per iniziare a lavorare sulla nuova stagione. Però attenzione, perché si parte da 2 su 2, 3 su 3. Probabilmente la prossima potrebbe essere la terza promozione di seguito. No, vabbè, per questo lavoro, per questo mestiere e nel calcio come nello sport ci vogliono tanti stimoli. Il presidente è bravo, devo dire che è una bravissima persona a dare stimoli, anche lui è una bellissima macchina da guerra, è un martello di continuo. Lui vorrebbe sempre vincere, però capiamo che ci sono gli avversari, andremo a confrontarci con realtà super organizzate, con capoluoghi di provincia. Ci saranno tanti derby e i derby sono sempre dei problemi, perché chi nei derby si dà sempre il massimo, quindi là il valore proprio vero e proprio della squadra conta poco. Quindi andremo in questo campionato, un nuovo campionato per la Nissa, la Serie D, volando bassi. Poi vedremo che cosa dice il campionato, come sarà il girone, composto il girone, che ancora naturalmente è presto. E ci sono ancora squadre che si affronteranno playoff, quindi vedremo, dai, ci sarà tutto il tempo possibile. Abbiamo avuto pure una grossissima fortuna, che è quella di vincerla con qualche settimana d'anticipo. Quindi già abbiamo programmato un pochettino, come dicevo prima, un po' di lavoro. Bene, allora che dirti, buon lavoro per la prossima stagione e almeno una settimana di vacanza. Grazie, questo sì, questo lo posso dire pubblicamente. Lunedì partirò col presidente Giovannone e con le rispettive mogli
perché era una promessa che mi aveva fatto all'inizio e la sta mantenendo. Anche là è stato un grande il Presidente. Sta per concludersi la stagione 23-24 di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La conclusione di questa meravigliosa avventura stagionale saranno i Penalty Awards, di scena a Caltanissetta il 19 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita. Appuntamento da non perdere. Io ci sarò, e voi?